Paura nella notte lungo il terraglio a Mestre, accanto al Burger King, un uomo ha sparato contro l'auto dove si trovavano una prostituta e il suo cliente. Ritrovato il corpo di Nicolò Bertoli, il 24enne di Marghera, scomparso domenica mattina a Pagarè di San Biagio di Callalta durante una nuotata con un amico. Autonomia, il costituzionalista Mario Bertolissi è pronto a dare una lezione al Premier Conte e ai burocrati di Palazzo Chigi che hanno definito anticostituzionale parte della richiesta avanzata dal Veneto. Dormono all'aperto sul sagrato della chiesa della Cita Marghera chiedendo che 42 migranti a bordo siano fatti sbarcare in un porto sicuro. Un autista ha bloccato a mani nude il sangue che usciva dal braccio di un ciclista investito e caduto a terra salvandogli la vita, è successo a Jesolo. In arrivo la 14ª per migliaia di pensionati veneti, il sindacato lancia la campagna Controlla la tua pensione. Un volo oltre il tempo, si può riassumere così l'emozione provata a 96 anni dalla veneziana Yvonne Girardello, la prima hostess a volare in Italia negli anni 40. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete dunque sentito ora dai titoli. In primo piano la cronaca, paura nella notte lungo il terraglio a Mestre per un uomo che si è messo a sparare contro un'auto. I residenti si sono svegliati di soprassalto, il rumore degli spari era forte, poi le sirene della polizia. È successo questa notte nel parcheggio del Burger King lungo il terraglio a Mestre. L'uomo ha iniziato a sparare alcuni colpi verso l'auto dove si trovava la prostituta, con tutta probabilità appartata con un cliente. Nessuno è rimasto ferito, ma uno dei proiettili ha colpito un van che era parcheggiato nell'autolavaggio accanto al Burger King. Poi l'uomo, che ancora non è stato identificato, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della squadra mobile di Venezia sono al lavoro da ore per cercare di risalire alla sua identità e ricostruire la dinamica dell'episodio, a partire dai motivi del gesto. La prostituta e il suo cliente sono stati interrogati per ore e al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal racket della prostituzione alla vendetta di qualche cliente. Ed ora parliamo di autonomia. Il costituzionalista Mario Bertolissi è pronto a dare una lezione al Premier Conte e ai burocrati di Palazzo Chigi che hanno definito anticostituzionale parte della richiesta avanzata dal Veneto. Coloro che stanno dentro le stanze dei ministeri vivono una vita da alienati, nel senso che non hanno nessun collegamento con la realtà. Pensano di governare gli eventi con atti formali, senza mai misurarsi, tra l'altro, con quel che accade, perché quando sbagliano non c'è nessuna conseguenza. Questo è l'identikit del Dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi secondo Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Padova, ma soprattutto uno dei giuristi chiamati dal Presidente Zaia per tracciare le linee del percorso per l'autonomia del Veneto. Non si può ragionare combinando parole, mettendoci dentro significati che stanno solo nella loro testa, secondo un costume consolidato, perché lei capisce che l'unica cosa che sanno dire è che non si può fare. Dopodiché la domanda è: ma allora che cosa dobbiamo fare? La risposta non c'è mai. Se poi la risposta c'è, normalmente è sbagliata. Ma il professor Bertolissi va oltre, dimostrando con la pratica chi si merita l'autonomia e chi invece ha bisogno del commissariamento dello Stato. A proposito di Roma, ci hanno detto di immondizie che sono ormai in quantità enormi, disseminate per le strade e che rendono incivile la vita dei romani. Qualche giorno prima, invece, se si lasciano parti del territorio, regioni, governate in modo normale, si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026. Per il professor Bertolissi sono due le azioni di risposta alla burocrazia ministeriale. Si possono fare mille cose, ma in ogni caso procedere in modo determinato. In secondo luogo, se fossi io, darei loro 24 ore per scrivere un testo alternativo. Dopodiché io prendo il testo e con la matita rossa e blu, secondo le abitudini, mi metto a correggere. E se per caso gli errori sono molti, le conseguenze sarebbero pesanti, come un esame all'università. Sono a disposizione per spiegare al mio collega, professore però di diritto civile, che è il Presidente del Consiglio, come stanno le cose, perché dubito che lui conosca la materia.
Continuiamo con la cronaca. Dopo 4 giorni di ricerca è stato ritrovato il corpo di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera, scomparso nelle acque del Piave domenica scorsa. Il corpo di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera, scomparso domenica nelle acque del Piave, è stato ritrovato questa mattina dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco a soli 50 metri dal luogo in cui si era tuffato. Una tragedia immensa per i familiari del ragazzo, che sono piombati in un incubo. Il 24enne si era recato a Fagrè assieme ad alcuni amici per partecipare ad una festa nella Golena. Poi hanno trascorso la notte sulla riva del Piave. Domenica mattina il gran caldo ed il sole hanno convinto i ragazzi a fare un bagno. Assieme a Nicola si è tuffato un amico. Pochi minuti poi il giovane è stato visto ad altri bagnanti in estrema difficoltà. L'amico intanto era tornato a riva e quando si è girato il 24enne era scomparso, trascinato via dalla corrente. Immediatamente l'allarme. Subito sul posto si sono ritrovate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ricerche che sono continuate tutti i giorni fino ad oggi con il tragico epilogo. Dormono all'aperto sul sagrato della chiesa della Città Marghera, chiedendo che i 42 migranti a bordo siano fatti sbarcare in un porto sicuro. Anche l'equipaggio della Mare Ionio, la nave veneziana di Mediterranea che portava soccorso in mare ed è tuttora bloccata e sotto sequestro a Licata, scende in campo per portare solidarietà alla nave umanitaria Sea-Watch 3, all'equipaggio e alle persone a bordo che non vengono fatte sbarcare. La mobilitazione degli attivisti già da ieri sera è partita, pernottando all'aperto sul sagrato della chiesa della Città Marghera, insieme al parroco Don Nandino Capoviglia, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei più deboli. Sentite le parole dell'armatore veneziano Beppe Caccia. Migliaia di persone mobilitarsi in tutto il paese a sostegno dei 42 naufraghi che si trovano ancora al largo dell'isola di Lampedusa a bordo della nave Sea-Watch 3. Un segnale di solidarietà incondizionata, senza se e senza ma. Siamo al loro fianco, siamo a fianco della capitana Carola Racchete che guida questa nave, siamo a fianco di tutto l'equipaggio perché pensiamo che queste persone debbano essere sbarcate al più presto, messe nell'unico porto sicuro, l'Italia, che può ospitarli. Poi arrivano le parole di fuoco contro il governo italiano. È tempo che finisca questa assurda guerra condotta dal nostro governo contro persone che hanno l'unica colpa di essere state salvate in mezzo al mare e che hanno bisogno di essere accolte in un paese capace di rispettare i loro diritti. Infine non poteva mancare anche un appello affinché al più presto dalla Procura di Agrigento possa arrivare il dissequestro della nave Mare Ionio, ancora bloccata. Finisca al più presto il sequestro giudiziario della nostra nave, della Mare Ionio, che si trova ancora bloccata nel porto di Licata e che invece al più presto vorrebbe tornare nelle acque del Mediterraneo centrale, là dove c'è bisogno di monitorare una situazione sempre più critica, là dove c'è bisogno di prestare assistenza, aiuto alle persone che stanno fuggendo dalla Libia e hanno tutto il diritto di essere accolte in Europa. Andiamo a Jesolo, dove oggi verso le 13 in via Equilio, di fronte al terminal dei bus del trasporto pubblico, un'auto ha travolto una bicicletta. Il ciclista, un cinquantenne del posto, è caduto ferendosi al braccio, iniziando a sanguinare abbondantemente, ma è stato prontamente soccorso da un autista 28enne di ATVO che a mani nude ha bloccato la ferita salvandogli la vita. Aveva preso le nozioni di primo intervento e soccorso durante i corsi per il personale del trasporto pubblico. Sul posto la polizia locale. Ed ora parliamo invece delle Olimpiadi invernali. Per gli addetti al lavoro un'opportunità da giocarsi davvero fino in fondo. Milano Cortina. Non abbiamo aspettato il nome intero perché solo con la M siamo tutti saltati sulla sedia. Un'emozione unica, irripetibile. Sebastiano Davalà, ex nazionale di bob, ha fatto parte della delegazione italiana presente lunedì a Losanna al momento dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Davalà di Cortina sa bene come i Giochi Olimpici rappresentino un'opportunità unica per questo territorio. Un'occasione irripetibile che va sfruttata già da martedì, il giorno dopo dell'assegnazione, con tutto
quello che sarà l'organizzazione della struttura che andrà a gestire l'evento, la realizzazione, la gestione dell'evento stesso e soprattutto il post. Pietro Piller-Kotrer, campione olimpico di sci di fondo nel 2006, era tra gli atleti in gara ai giochi invernali ospitati a Torino. A distanza di poco tempo, spiega, all'Italia è stata data nuovamente fiducia. Vogliamo fare estremamente bella figura sia organizzativamente parlando ma anche in termini di risultati. Il mondo ci guarda? Il mondo ci guarderà, probabilmente ci guarderà anche in fase di progettazione, di programmazione, ed è questo un motivo in più per noi per voler fare tutto veramente bene. Un'Italia che ha l'opportunità di mostrare agli occhi del mondo le sue eccellenze, dimostrandosi unita. Credo che questa sia una grande opportunità per presentare questo paese dalla Sicilia in Val d'Aosta. Io credo che sia l'unica cosa che noi dovremo fare. Assegnati dalla Regione milioni di euro a imprese ed enti pubblici, l'assessore Caner, superati tutti gli obiettivi intermedi fissati dall'Unione Europea. Quasi 300 milioni di euro di sostegni già assegnati su una dotazione complessiva di 401 milioni. 68 bandi approvati, 1.969 domande finanziate sulle 5.330 pervenute. Sono i numeri del programma operativo regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Il dato positivo è questo: la Regione Veneto sa spendere i fondi europei e lo fa non soltanto alla fine del percorso, ma tutti gli obiettivi intermedi che l'Europa ci ha chiesto di raggiungere li abbiamo raggiunti, quindi non perderemo un solo centesimo dei soldi che l'Europa ci ha assegnato. Ad oggi su 600 milioni di euro di complessivi assegnati alla Regione Veneto, 400 milioni sono già stati assegnati, sono bandi avviati. Dei 68 bandi approvati, 7 hanno visto la luce nel primo semestre 2019 per un importo complessivo di oltre 47 milioni di euro. Uno dei settori che si segnala per le migliori performance è quello turistico, che ha risposto con grande vivacità e partecipazione alle iniziative del programma, Venezia compresa. È una delle aree che ha contribuito maggiormente a ricevere questi fondi. Le do un dato per esempio importante relativo all'aspetto turistico, visto che sono anche assessore al turismo. Lì abbiamo fatto dei bandi per il finanziamento delle strutture ricettive, l'ammodernamento, e su 20 milioni di euro di bando metà sono andati in provincia di Venezia. Questo perché erano molti, diciamo, gli imprenditori che hanno fatto domanda, che avevano le caratteristiche, ma anche segno di una certa vivacità, diciamo, soprattutto della costa veneta. In arrivo la 14ª per migliaia di pensionati veneti. Nel prossimo servizio lo SPCGIL presenta criteri e anomalie. Da lunedì 1 luglio per circa 300.000 pensionati arriverà la 14ª mensilità, che va a integrare le pensioni inferiori a 2 volte il trattamento minimo, 1.026 euro lordi, dando una boccata d'ossigeno a chi arriva con difficoltà alla fine del mese. 3 i criteri di assegnazione, spiegano dal sindacato dei pensionati. Chi ha compiuto i 64 anni di età. Questo è il primo, la prima soglia. Sotto i 64 anni non si ha diritto alla 14ª. L'altro sono le 3 fasce di contributi, quindi l'importo varia in base agli anni di contributi, chi ha versato fino ai 15 anni, dai 15 ai 25 e oltre i 25. Per i lavoratori autonomi si aggiungono 3 anni per ogni fascia. L'ultimo è il limite di reddito. Abbiamo un tetto massimo di 13.842 che si abbassa a 10.003 euro, in questo caso aumenta l'importo della 14ª. Non tutte le persone che ne hanno diritto però potrebbero ricevere la 14ª, per questo lo SPCGIL ha dato il via alla campagna Controlla la tua pensione. Questo è un dato che succede ogni anno. Quest'anno abbiamo il sospetto che sarà un po' di più. Infatti l'INPS non ha ancora comunicato, non ha fatto ancora nessuna comunicazione relativamente alla 14ª, cosa che invece gli altri anni era già avvenuta. Per cui è utile che queste persone, questi pensionati o pensionate vengano presso i nostri uffici dell'INPS per fare un controllo, perché può darsi che arrivi in ritardo, come può succedere, oppure se non la riceveranno allora avvieremo le pratiche per chiederne il diritto. La 14ª è stata introdotta nel 2007 dal governo Prodi, che l'ha riservata agli ultra 64enni con una pensione inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, ma
Noi adesso con le mobilitazioni ne stiamo chiedendo un ulteriore allargamento. Perché questo? Perché le pensioni si stanno svalutando sempre di più, per cui per noi la 14ª diventa uno strumento di tutela del potere d'acquisto e di rivalutazione delle pensioni. Quindi per questo motivo noi chiediamo che ci sia l'estensione fino ai 20.000 euro lordi. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. L'avventura della veneziana Yvonne Girardello, prima hostess a volare in Italia. Un volo oltre il tempo, una favola senza età. Si può riassumere così l'emozione provata a 96 anni dalla veneziana Yvonne Girardello, la prima hostess a volare in Italia negli anni 40. Qualche giorno fa è tornata a spiccare il volo dall'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò del Lido di Venezia, proprio a bordo del mitico DC-3 Douglas Dakota, il suo aereo di cui era parte dell'equipaggio. Ma com'è nata questa passione per il volo? Mi hanno detto vai e vola e basta. Questa è My Brit, un'artista del cinematografo. Un'aviazione d'altri tempi. Noi si arrivava a Roma o in qualsiasi parte, si chiudeva l'aereo e si andava sparso. Gli aerei italiani Fiat che erano in volo sulle altre società, il secondo pilota era sempre a trafficare con i motori perché perdevano olio. Yvonne sfoglia il libro e le foto dei ricordi. Questo è il mio aereo e questa è la squadra di tennis dell'Isola che è andata in finale. Yvonne, che emozione è stata ritornare qui al Nicelli per te? È un'emozione di essere, mi sento più giovane. È stato Riccardo Sciai a giudicarsi il premio Una vita nella musica 2019, nella categoria giovani premiati la musicologa Benedetta Zucconi, il quartetto Adorno e la compositrice Clara Iannotta. È di Milano, ha studiato nei conservatori di Perugia e Roma e all'Accademia di Siena e attualmente è direttore musicale del Teatro alla Scala e direttore principale della Filarmonica della Scala. Riccardo Sciai ha ricevuto al Teatro La Fenice il premio Una vita nella musica 2019, prestigioso riconoscimento creato nel 1979 da Bruno Tosi per celebrare le personalità più illustri della scena musicale internazionale e giunto quest'anno alla sua 32esima edizione. Prima di lui, solo per citare alcuni protagonisti, hanno ricevuto questo riconoscimento Rubinstein, Rostropovich, Abbado, Giulini e Bernstein, ma anche Carla Fracci, Zubin Mehta, Claudio Scimone e i solisti veneti. L'ultima esibizione di Riccardo Sciai sul palcoscenico del Teatro La Fenice corrisponde a un evento di grande rilievo nella storia del teatro veneziano, vale a dire il primo concerto dell'Orchestra Filarmonica della Fenice, il 10 maggio 2010. Ed ora parliamo di bagnini speciali al Lido. L'iniziativa al Pacuca Beach proseguirà per tutta l'estate. In spiaggia al Lido di Venezia arrivano anche i cani bagnino di salvataggio per prestare soccorso per terra e per mare. Un cartello all'ingresso del Pacuca Beach a San Nicolò del Lido di Venezia mette subito tutti in guardia. Questa spiaggia è riservata a chi ama gli animali. Così, dopo l'inaugurazione della Bow Beach, dedicata appunto ai cani con tanto di ristorazione e menù a loro riservati, ecco un'altra grande novità. A volerla sono stati Cristina Tedesco del Pacuca Beach, grazie alla collaborazione con l'associazione Dogland di Tessera, diretta da Lucia Rizzo, responsabile nazionale per l'Ordine di Malta della sezione Cani di Salvamento. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Centro Cinofilo Dogland e Cristina Tedesco e Pacuca Beach in occasione dei brevetti operativi svolti a settembre nel 2018. Da qui è partita questa amicizia, questa passione per i cani e da quest'anno siamo in servizio di pattugliamento e di soccorso in acqua
o l'unità cinofile della Scuola Nazionale Cinofile del Lorini Malta. I cani di salvamento saranno operativi per tutta l'estate, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 17 circa. Oltre a questo verranno promossi degli eventi per coinvolgere anche bagnini e bagnanti. E avremo 2 date importanti a luglio, una il 13 e 14 luglio, una il 27 e 28 luglio, dove ci saranno appunto delle manifestazioni, dove faremo delle esibizioni, delle prove di soccorso e varie attività anche dedicate ai bambini e ai nostri ospiti. Il Paciuca diventa così un punto di riferimento nazionale per la formazione e scuola dei cani di salvamento. Il 3 settembre ci sarà il raggruppamento per svolgere in collaborazione con la Scuola Italiana di Navigazione di Giampaolo Saletti i brevetti operativi sempre qui sul litorale per i cani di tutta Italia brevettati CESO. Saranno presenti unità cinofile con diverse specialità nei soccorsi. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 in studio Massimo Federica, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il titolo Migranti, un muro al confine con la Slovenia. Questo dunque è il titolo di 20:10 e per me è davvero tutto e vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben trovati al meteo. La stagione estiva è iniziata con la presenza di un poderoso anticiclone africano che sta sì portando il bel tempo ma anche un caldo record. E sarà così anche per la giornata di venerdì 28 giugno. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno al massimo velato dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi a partire dal pomeriggio anche con isolati temporali associati. Temperature minime tra 21 e 26 gradi, massime piuttosto calde comprese tra 31 e 35 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il promontorio anticiclonico nordafricano garantisce un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, con qualche occasionale piovasco al pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature minime tra 24 e 26 gradi, massime anche in questo caso piuttosto calde, oscillanti tra i 33 e i 34 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime roventi tra 37 e 38 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.